Ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e ben trovati all'informazione del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Oggi è mercoledì 25 marzo 2026. Subito i titoli. Meloni riprende il comando. Fuori Del Mastro, fuori Bartolozzi. E un messaggio chiaro a Santanchè. Il governo ripulisce il campo e torna a fare politica. L'Italia vola in Algeria. Energia, sicurezza, interesse nazionale. Mentre qualcuno parlava di referendum, Palazzo Chigi lavorava sulle bollette. Trump stringe Teheran in una morsa. Pressione massima, proposta in 15 punti e lo stretto di Hormuz nel mirino. Se passa l'accordo, respira anche l'Europa. Giustizia, il nodo è ancora lì. Prescrizione, azione penale, smartphone. Il no delle urne non ha risolto niente. I dossier veri restano tutti sul tavolo del centrodestra. Il fronte del no già si spacca. Conte, Schlein, Ruffini. 3 candidati, nessuna linea. L'alternativa di governo non esiste. Esiste solo la corsa al posto. E l'accordo UE-Australia sul prosecco. A Bruxelles festeggiano, ma qualcuno rischia di pagare il conto. Come sempre. Queste le notizie. Cominciamo. Giorgia torna al comando. Fuori le zavorre. Dopo la botta del referendum, Giorgia Meloni sceglie la strada del comando. Andrea Del Mastro lascia il ruolo di sottosegretario alla giustizia, si dimette la capo di gabinetto Giusy Bartolozzi e da Palazzo Chigi arriva un messaggio durissimo a Daniela Santanchè. La Premier auspica per lei la medesima linea di sensibilità istituzionale. Il punto non è inseguire l'opposizione, è togliere al circuito mediatico giudiziario l'arma del logoramento. Meloni chiude il fronte più esposto, rimette ordine e riporta la discussione sul terreno della politica. Non un esecutivo allo sbando, ma una leadership che ripulisce il campo, per evitare che ogni dossier diventi un caso permanente. Gas, Italia in sicurezza. Missione Algeria. Sull'energia si misura la serietà di un governo. Non si parla di slogan, ma di bollette, carburanti e tenuta sociale. Oggi Meloni è in Algeria, mentre l'Italia cerca nuove forniture dopo i contraccolpi sulle consegne di gas dal Qatar. Roma si muove con Algeria, Azerbaigian e Stati Uniti e alla Camera è calendarizzata la ratifica dell'accordo con Germania e Svizzera sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Il messaggio è semplice: prima l'interesse nazionale, poi tutto il resto. In una fase in cui il prezzo dell'energia ricade subito sul costo della vita, il governo prova a blindare le fonti. È qui, sui fatti, che si giudica la tenuta dell'esecutivo. Trump stringe Teheran, forza e negoziato. Donald Trump sta imponendo il suo schema: pressione massima, superiorità strategica e trattativa da una posizione di forza. Washington sostiene di parlare con le persone giuste in Iran e il Pakistan si è offerto di facilitare i contatti, mentre Teheran nega pubblicamente negoziati veri. La Casa Bianca ha inviato una proposta in 15 punti per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, passaggio da cui dipende una quota decisiva del traffico energetico mondiale. La pressione americana ha colpito il regime iraniano nella sua massima fragilità, costringendolo a cercare una via d'uscita. Se Hormuz respira, respirano anche petrolio, gas e mercati europei. Giustizia, sfida aperta. Riforme ancora ferme. Il referendum ha fermato una riforma, ma non ha cancellato il problema. Il nodo giustizia resta tutto sul tavolo. In Parlamento sono ancora ferme norme pesanti, dalla prescrizione ai criteri dell'azione penale fino ai limiti sul sequestro degli smartphone. Quella consultazione è diventata un voto politico sul governo, non un giudizio tecnico sul testo. Per cittadini e imprese i problemi restano. Tempi dei processi, equilibrio fra accusa e difesa, certezza del diritto, tutela della privacy. La sinistra e una parte della magistratura possono festeggiare lo stop, ma il centrodestra ha ancora in mano i dossier che riguardano libertà individuali e garanzie vere.
non la propaganda. Il fronte del no si spacca, primarie e toghe. Avevano appena festeggiato il no e già si dividono su chi debba incassarlo. Conte si dice disponibile alle primarie del campo progressista. Schlein non si tira indietro. Sullo sfondo spuntano altri nomi come Ruffini. In parallelo, Anza racconta il riavvicinamento fra ANM e governo sul terreno delle riforme per l'efficienza. Il quadro è chiaro. Il fronte del no non è un'alternativa compatta di governo. È un blocco che mescola ambizioni personali, primarie premature e rivincita politico-giudiziaria. Il referendum è finito, ma il dopo referendum conferma che dall'altra parte non c'è una linea comune. C'è solo una corsa al comando. Europa, occhio al Made in Italy, nodo Prosecco. L'intesa commerciale fra UE e Australia viene presentata come un successo, ma va letta senza paraocchi europeisti. L'accordo elimina oltre il 99% dei dazi e tutela centinaia di indicazioni geografiche con risparmi annui per circa 1 miliardo di euro. Ma questi accordi vanno giudicati per l'impatto reale su produttori, marchi e concorrenza. In Australia il nome Prosecco verrà progressivamente limitato per l'export dopo un lungo periodo di transizione. Il dossier non è simbolico, è economico. E ogni volta che Bruxelles firma, bisogna chiedersi chi guadagna davvero e chi rischia di pagare il conto. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Trump difende i confini. La Corte Suprema apre alla linea dura sull'asilo. Sui confini, Trump torna sul terreno che più lo identifica. Sovranità, controllo degli ingressi e rifiuto dell'idea che il diritto d'asilo diventi un automatismo fuori controllo. La Corte Suprema è apparsa orientata ad ascoltare la tesi dell'amministrazione sul metering, che consente di limitare le domande d'asilo ai valichi quando le strutture sono sature. Diversi giudici si sono mostrati ricettivi verso l'argomento, per cui chi attende sul lato messicano non può essere considerato già arrivato negli Stati Uniti. Una decisione è attesa entro giugno. Trump trova così una sponda istituzionale forte su un principio elementare. I confini esistono e vanno governati. Prima si controlla la frontiera, poi si discutono diritti e procedure. Il no non incorona la sinistra. I numeri frenano il campo largo. La sinistra prova a vendere il referendum come una bocciatura del governo, ma i numeri raccontano una storia più complessa. Su Il Sussidiario, Stefano Trancossi dell'Università di Milano spiega che la sconfitta del quesito non si traduce in vittoria del centro-sinistra. Su un punto qualificante del programma, la maggioranza avrebbe raccolto quasi 3 punti percentuali in più rispetto al 2022. Il Rosatellum distorce il consenso nei collegi uninominali e equiparare il no a un voto per il centro-sinistra sarebbe ingenuo. Il governo ha perso una battaglia, ma l'opposizione non ha vinto la guerra. Per farlo dovrebbe diventare una coalizione vera, con un programma vero. Fra Conte, Schlein e il solito riflesso da primarie, quella fotografia è ancora lontana. Toghe e politica, il nodo resta. Dopo il voto, la ferita si allarga. Il referendum è finito, ma il problema che lascia è forse più grave della sconfitta stessa. La percezione di una magistratura esposta come soggetto politico. Su Il Sussidiario, Antonio Pagliano sostiene che la battaglia non si sia giocata sul testo della riforma, ma sul contesto. La costruzione di una narrazione allarmistica per trasformare il voto in un giudizio sul governo Meloni. Il partito dei magistrati avrebbe imposto un racconto fondato sulla paura, l'anticamera dell'autocrazia da fermare a ogni costo. Pagliano riconosce gli errori comunicativi della maggioranza, ma pone un punto decisivo. Quando funzionari dello Stato appaiono coinvolti in uno scontro politico, il tema diventa la fiducia nella terzietà del giudizio. I problemi dell'autogoverno della magistratura e dell'efficienza dei processi restano tutti lì. E il centrodestra, se vuole ripartire, deve ripartire da qui. Cari ascoltatori, questo era l'ultimo approfondimento. Il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, finisce qui. L'appuntamento con tutti voi è per domani. Grazie di averci seguito e buona giornata.
Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con